Secondo appuntamento della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, venerdì 7 agosto a Scorzè, promossa dal Consorzio delle Pro Loco del Decumano. Protagonisti dello spettacolo, dal titolo Dentro il paesaggio, suoni e parole per una terra, sono stati Margherita Stevanato e Mirko Satto. Seguendo un filo del paesaggio, l'incontro ha proposto pagine di letteratura veneta tra prosa e poesia di autori classici e contemporanei. Una passeggiata letteraria alla scoperta di un profondo sentire che lega uomini e cose a questi luoghi che sono parte della storia di Veneti. Che anche la vita privata avesse più senso, o almeno un senso più pieno, proprio perché era indistinguibile dalla vita pubblica di ciascuno. Si veniva al mondo con una persona pubblica già ben definita. Chi sei tu? Un rana? Un Cimberle? Un Marchioro? Di quale Marchioro? Fiore, riso, coche, mulata, culatella? Dove non bastavano i nomi di famiglia, intervenivano i soprannomi di famiglia a definire l'identità di ciascuno. Si era al centro di una fitta rete di genealogie, di occupazioni ereditarie. Un grazie anche all'impegno delle Pro Loco arriva anche dal sindaco di Scorzè. Torneremo di sicuro ad essere quelli che eravamo stati e a valorizzare il nostro territorio, perché questo è quello che fa la Pro Loco, valorizza il nostro territorio attraverso le sagre, attraverso le manifestazioni. La serata di stasera perciò risulta una serata molto molto importante, perché ritorna tra noi una associazione che ha dato tanto al nostro territorio e continua a lavorare tantissimo. Una necessità da parte degli organizzatori di poter rincontrare la gente del territorio. Abbiamo sentito questo bisogno, questa urgenza di riprendere un contatto con il nostro territorio e quindi di creare una serie di serate, di eventi per rincontrare le persone dei nostri paesi e quindi la cosa più importante che cos'era? Era parlare del nostro territorio e quindi del nostro Veneto, che poi proseguirà il 21 a Spinea, al 28 a Mirano e così via fino al 9 di ottobre.